abbiamo trovato, diciamo, hanno trovato, non ho trovato io, un pianeta che c'è acqua allo stato liquido, quindi può ospitare tranquillamente la vita. Il problema è che, ragazzi, sta troppo lontano, a 110 anni luce, quindi una cosa, ragazzi, statisticamente, secondo me, con tutta la buona volontà, impossibile. Perché mi direte, ragazzi, a parte che è stato scoperto che ci sta l'acqua, forse probabilità di vita, quindi ci sono montagne, acqua, ci stanno tutti i presupposti per, diciamo, un pianeta abitabile. Il problema è la distanza, ragazzi, perché 110 anni luce sono una cosa esagerata. No, nulla, hanno trovato un pianeta che c'è acqua allo stato liquido, ci sta tipo un'atmosfera, ci stanno tipo montagne, quindi roccioso, e ci sta l'acqua come diciamo terra. Il problema, ragazzi, è la distanza, che sono 110 anni luce. Il pianeta si chiama K2-18b. È stato scoperto dal telescopio spaziale Kepler della NASA, è una delle centinaia delle superterre e ruota attorno alla stella K2-18, che è una nana rossa, ragazzi. Il problema è, ciao Renetto, a posto. I ricercatori hanno ricostruito l'atmosfera grazie ai dati acquisiti dal 2016 fino adesso, e quindi ci sta acqua e ci stanno, diciamo, un po' tutto, sì, tutto a posto, sì, ciao Sofia, quindi ci stanno tutti i presupposti per la vita. Grazie Renny. Però il problema, ragazzi, è la distanza, 110 anni luce. Per chi non lo sa, ragazzi, un anno luce equivale, e appunto, Franci, questo è il bello di questo video, perché questo video io chiamo strano, però anche secondo me un po' scemo. Te lo dico io perché un anno luce, ragazzi, voi pensate che un secondo, in un secondo la luce viaggia 300.000 km. Mo calcolate un anno, ragazzi. Comunque, per non essere proprio, diciamo, pesantissimo, ho fatto un calcolo più o meno con la tecnologia che abbiamo ora. Ciao Paola, ciao ragazzi. Con la tecnologia di oggi possiamo fare 40 anni luce in 170.000 anni, ragazzi. Diciamo un pochino esagerato, mi pare la situazione. Quindi volevo trovare un anno luce a quanti chilometri era, e mi hanno fatto un calcolo. In effetti ho fatto un calcolo che 40 anni luce, perché qualcuno aveva chiesto ma 40 anni luce quanti anni ci mettiamo per arrivare, e uno, un matematico e un fisico, avevano dato la risposta. Ha detto: caro giovanotto, per fare 40 anni luce ci vogliono approssimativamente 170.000 anni. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi? Mo calcoliamo 110 anni luce, quanto ci vogliono? Ci vogliono 400.000 anni. E quando ci arriviamo là? Franci, tu che di oltre i 400.000 anni più o meno? Cioè, ragazzi, una cosa statisticamente impossibile. Mo dico io, no? Il paradosso: seppure questo pianeta, no, fosse, diciamo, perfetto per noi. No, ma appunto, Francesco, ma scusami una cosa, ti faccio un esempio, no? Anche se fosse possibile che questo pianeta sia perfetto, no? Facciamo ipotesi che è perfetto, Francesco. Come portiamo tutte le persone su questo pianeta? A parte che saremo troppi, quindi partiamo pure da questo. Però facciamo ipotesi, vogliamo mandare 1000 persone su questo pianeta. Cioè non si può fare, neanche 10 puoi mandare. Ci vogliono 400.000 anni per arrivare su questo 110 anni luce. Ci vuole solo il teletrasporto. Se vendono il teletrasporto, allora si può pure fare. Se no, viaggiando con quello che abbiamo oggi a disposizione, Franci, ci vogliono 400.000 anni per arrivare a 110 anni luce. Quindi pensate un anno luce quando è, ragazzi?
perché voi dovete calcolare che ogni secondo, no, forse YouTube, io non posso togliere Paola i like, non posso, anche volendo non posso. E vabbè, allora per arrivare lì ci vorrebbe la velocità della luce. No, non si sa neanche, qui è un presupposto, però voglio dire io, grazie, pure se riusciremo a capire che quello è abitabile e ci sia tutto, no? Come si fanno in 400.000 anni ad arrivare là? Il tempo non ci sta. Non è che dici ci vogliono 50 anni, vabbè, è fattibile. No, no, ti dico, secondo me YouTube forse pensa che ne metti di più, che ne so, dico è impossibile, boh. Diciamo che per ogni video so che basta un like solo, capisci? Quindi non ne puoi mettere 4-5. Cioè puoi mettere un like ad ogni video, questo sì. Però non puoi mettere sullo stesso video, penso un like, 2-3 like, perché credo che è così. E questo sì, Elena, quando facciamo i spiriti ci andiamo, sì. Quindi diciamo ragazzi che a volte io quello pensavo, mo quando ho fatto questo video, no? Lasciamo stare che questo sta a 110 anni luce, vabbè, è lontanissimo. Però, può darsi pure, Però se per caso, no, troviamo un pianeta pure a 3-4 anni luce, no ragazzi? Lo stesso per noi sarebbe un problema arrivarci, quindi non è perché un anno luce, ragazzi, voi dobbiamo calcolare che ogni secondo sono 300.000 chilometri. Bravo, ma non serve a niente, ma grazie, questo è che è quello che dico io. Secondo me devi rinascere di 1 milione di volte, Francesco, più o meno. No, stavamo parlando di una scoperta di un pianeta forse abitabile, però il problema è che ci vogliono 110 anni luce. Io ho fatto una ricerca per vedere quanti anni ci vogliono, più o meno, ragazzi. Per fare 110 anni luce ci vorrebbero 400.000 anni. Una cosa, una sciocchezza, ragazzi, un caffè ci vuole. Quindi dovrebbero fare... è pazzesco, quindi io non so che cosa, perché fanno queste cose, capisci? Cioè, trovate un pianeta più vicino, perlomeno. Ciao, Heidi. Cioè, tu lo vai a cercare a 110 anni luce, che poi, anche se fosse, come ho detto io, abitabile, tu come ci vai? Cioè, a che serve trovare un pianeta a tanti anni luce? Poi, lì ci sta la vita, ci sta tutto, possiamo andare lì. E come ci vai a prendere? È ridicolo, ragazzi, non serve proprio fare questi studi. Bravo, grazie. Ma con tutti i soldi che hanno speso per fare sta scoperta scientifica, chissà quanti guai si potevano riparare sulla Terra, cioè spendere soldi in queste scoperte, no? No, ma secondo me non siamo soli, questo no. Però 110 anni luce, cioè lo sai che non abbiamo la capacità di viaggiare alla velocità della luce, né come ci arriviamo là? Cioè perlomeno cerca un pianeta più vicino, 1 anno luce, 2 anni luce, eppure non abbiamo lo stesso, il problema è lo stesso, non abbiamo i mezzi per andarci. Già per noi ragazzi arrivare già su Giove, ma Giove non è che sta lontanissimo, già andare su Marte per noi è un problema, avete visto Marte si doveva fare la spedizione e poi non l'hanno fatta perché dicono che le forti radiazioni possono uccidere l'uomo, qua e là, alla fine non se ne è fatto nulla, dovevano fare in Mars 2020, alla fine non si è fatto niente, perché dicono che forse l'uomo su Marte non ci arriverebbe. Appena, sì, sì, vai a perdere. Una battuta, sì, perché 400.000 anni, ragazzi, Ci vuoi l'Under per arrivare là, ci vuoi l'Under, cioè, dico io, no, spendere miliardi e miliardi di euro per fare una scoperta così e mettere tanta gente a disposizione per questi... a che serve? Tanto, ma che ci potremmo arrivare? Come ho detto io, che diciamo, appena là ci arriviamo.
Guarda Francesco, mo io ti dico la verità, io e mio padre quello parlavamo, no? Il fatto del mare, in queste sere, no? Papà parlava della plastica, non della plastica, e ho detto guarda papà, io ti dico una cosa. Sì, sì, ma io dico, sono scemezzo perché nel tempo, nel senso buono, dici, mi dico, queste sono tutte scemerie, perché non servono a nulla, non perché voglio offendere, è una cosa per dire, fanno delle ricerche che sono scemerie, nel senso che non servono a niente. Non è che dico, ci possiamo andare. Ciao Alessandro, ciao Aurora. Sì, ma pure andare su Marte, già per noi andare su Marte che è vicino, ragazzi, già questo è un problema. Ma figurarsi 110 anni luce, che ci vogliono 400.000 anni. Viaggiando, ragazzi, alla velocità diciamo, che abbiamo oggi, diciamo, dei missili che vanno nello spazio, delle navicelle che abbiamo a disposizione ora, che non arrivano alla velocità della luce, quindi con le attuali diciamo, condizioni che abbiamo non arriveremo tra 400.000 anni lì, quindi noi dovremmo arrivare alla velocità della luce e non so quanti anni ci vorrebbero per arrivare lì, comunque ci vorrebbero anni lo stesso anche viaggiando alla velocità della luce, quindi diciamo che la velocità della luce è 300.000 km al secondo. Immaginate che voi in un secondo fate 300.000 km. No, Alessandro, hanno scoperto un pianeta forse abitabile. Il problema sta a 110 anni in luce. Quindi facendo i calcoli ci vogliono 400.000 anni per arrivarci. Dico io, no? Che la fai a fare sta scoperta, tanto manco noi ci possiamo andare. Ma se troviamo un pianeta che ospita la vita, che è buono come la Terra, no? Però ci vogliono 400 milioni di anni per arrivarci. Tu mi facci pazzo a me. E quando c'è 400.000 anni, voglio dire. È tempo perso, ragazzi, dai, come ci arrivi? Cioè spendere miliardi, perché qua si parla di miliardi di euro, non di noccioline, perché penso che chi ha fatto questa scoperta scientifica è stato finanziato bene, poi ha fatto il suo verdetto, ha detto questo sì, sì, quindi ha impiegato tanti scienziati, tanti telescopi tipo Hubble e tutte queste cose qua, e quindi ha fatto questa scoperta che per me non serve a niente. Così è, ragazzi. Cioè, Franci, noi stavamo parlando della plastica, no? In effetti, quello avevo detto con papà, in effetti si potrebbero fare tipo delle reti, tipo come vanno a pescare, e secondo me la plastica negli oceani in 2 o 3 anni si potrebbe raccogliere tutta, però ci vuole sempre la buona volontà. Se gli stati non si mettono d'accordo, non fai nulla. In effetti, se voi tu colleghi due navi grandi e cammini in tutto l'oceano con tipo una rezza a strascico che tocca per terra, però in modo da far passare i pesci, in effetti, quindi da farli uscire fuori, pulisci l'oceano interamente, ci vorrà un po' di tempo, ma lo pulisci dalla plastica. Quindi la plastica partiamo che tende a salire, quindi in effetti non ci sta neanche bisogno di una rete a strascico, bensì di una rete superficiale. Una volta che hai fatto il giro del mondo, hai pulito il pianeta. Non dico che l'hai pulito perfetto, perfetto, però diciamo che lo pulisci un po'. Questi invece pensano di andare lì. Allora, Francesca, guarda, l'universo è in espansione, quindi non può, deve essere infinito. Quindi sta in espansione in effetti, quindi cammina ancora, quindi la cosa è questa. Quindi credo che è in crescita sempre perché dalle analisi che hanno fatto gli scienziati l'universo è in espansione, cioè in crescita. Espansione credo vuole significare che comunque sta camminando avanti, quindi sta crescendo. Quindi malo quel giorno che si termina perché potrebbe collassare su se stesso, quindi è meglio che cammini, non diamo retta, quindi hanno fatto anche questa teoria. Ah, fai bene, Franci è bravo, mandate lo suocero, sì, sì.
Dice, ah no, ve lo preoccupate, roba di giorni. Yeah, ma fanno queste certe scoperte proprio assurde. Poi io ho letto pure, trovate, tutto bello, ci potrebbe stare atmosfera, però c'è un piccolo problema. Io vado a fare la traduzione qua, là, 400.000 anni. E che non faccio pazzo. Cioè, che scopo tiene questa scoperta? Tiene un nome strano, in effetti K218, penso un po' che nome ci hanno dato. K2-18b. È stato scoperto nel 2015 ed è stato analizzato fino a ieri. Quindi, e poi hanno dato questo verdetto, in effetti. Ruota attorno a una nana rossa, quindi tipo un sole, diciamo, ed è molto simile alla nostra Terra. C'è acqua, c'è un'atmosfera, però ragazzi, 110 anni come ci arriva? Ho detto, con la tecnologia di oggi, attualmente ci vogliono 400.000 anni. Francesco, preparati, fa la valigia, che partiamo stasera, anzi domani, no? Stasera fammi mangiare prima. E domani partiamo per K2K. Ci portiamo pure Alessandro, così Alessandro ci viene fame, va bene? Allora, tu pensa 4 anni di scoperta, no, di ricerca scientifica, miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di euro, per una cosa che poi noi non potremmo mai arrivare. Cioè, allora, finché fossero stati 40 anni, ragazzi, e va bene, dice Maronna, ci vuole 40 anni, è una vita intera, però poi forse riusciamo a fare qualche cosa. Qua ci vogliono 400.000 anni, ragazzi. E come fai? Francia, tu sempre leggeri, per dire una cosa, Francia, tu, quello c'hai di bello tu. La leggerezza, tu tieni proprio la leggerezza di patente tu. Francesco proprio si mangia pure le pietre, ragazzi, sono convinto. Francesco ogni volta che peggio, pure a me piace mangiare, non si mette dubbi, ma Francesco fa sempre le bombe come chiama me. Cose leggere proprio. Diciamo, se la mangi, ma la digerisci fra una settimana più o meno, Francesco. Come la persona dice, vabbè, una cosa del genere, che ti hai mangiato, puparuolo, mulignana, qua noi la chiamiamo la famosa ciambotta. Quindi diciamo, oppure ci sta mia mamma che a volte dice, vabbè, ho fatto un po' di carne di maiale, con 2 papacchiere e 2 puparuoli, e per digerisce, faccio mai, qui c'è pupate eterno. È una cosa leggera. Oggi capite, è bella a mangiare, Francesco, però i puparuoli a che storia, non è che c'aveva tanta, no? Come mia mamma ha fatto una cosa leggera, quando fu il ragù, ci sti tutto là dentro, braciolo, codica, dico ma questo non è un ragù, questa è una bomba. Nel ragù di mamma non ci stanno i calorie, no, 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 ci sta la bomba. Dico ma questa non è pomarola, questa è una bomba. Cai calorie, non si contano, non è che puoi dire 1000 calorie ogni 100 grammi, oppure 2000 calorie ogni 100, no, a mamma non ci stanno i calorie. E pure, non bello pure panza, là, è un malox, mo va a trovare un malox, Francesco, azza, fai come a papà fai, Francesco, papà prima mangia, e poi dice, assù, ma tieni qualcosa per lo stomaco, fa mamma, mazza, stai mangiando che tu benetti, mo vai a trovare un malox, e quindi siccome appare, Francesco, mio padre si fa la fritta di maccherone, poi dice, assù, che tengo mal di stomaco. Ja, te ne per forza. No, pure papà è come a te, è proprio un, diciamo, papà, a volte quando rimane da solo, ragazzi, lui ha la fissazione per le uova, Francesco, proprio tiene una fissazione proprio. Papà non è che fa un uovo o 2 uovi, tipo a occhio di bue, ragazzi. Francesco, come a me, io sempre rimane lì a dieta, pure io oggi rimane a cominciare a dieta, rimane a cominciare a dieta, mangia appiccicato comunque. Papà quando si fa
io lo chiamo la padellata di uova, papà non si fa un uovo, due uova, no. Papà si fa 5 uova in DTL, Francesco, come a te. Pure a me mi piace mangiare, però a 5 uova non ci è arrivato, Francesco, la verità. A volte quando mi viene lo sfizio dell'uovo, che mangio solo quello a pranzo, me ne faccio 3, la verità. Occhio di bue, però padella antiaderente, senza olio. Invece papà no, papà mette l'uovo, la cipolla, la fa sfrire bene, 5 uova, occhio vo. Dopo che di bomba di papà, un colesterolo latte ti fa la... No, no, fritte a occhio di bue. Quindi ho detto a papà, Francesco, a te il colesterolo ti fa l'applauso. Poi per papà il colesterolo arriva a 10.000 e si azzera. Quindi papà è un pericolo, Francesco, proprio un pericolo quando sta solo a casa. Infatti quando qualche volta vado la sera a trovare e non trovo mamma sopra, come apro la porta sento puzza di uova, è una cosa più forte di tutte. Quindi papà pure va per le cose leggere come te, puparuolo, mulignano imbottito, si mantiene leggero. Di certo, una bella frittura di gamberi e calamari, non è pochissimo, non coppa. Voglio basta a parlare di mangiare perché non dico che è orario, però... Sì, papà ci balla col colesterolo e poi si azzera, capì? No, ma poi la cosa è bella, papà ti... eh, pappacchielle sono tipo quei peperoni rotondi piccolini che si mettono sotto aceto. Quindi noi le chiamiamo papacchielle. In effetti sono i peperoni rotondi, sai, quelli tondi, però non quelli forti, quelli là normali, messi sotto aceto. Che li puoi trovare se vuoi anche agrodolci in effetti, sai, quelli gialli, quelli rossi. Quelle sono le pappaccelle, sono in aceto in effetti. Che poi a volte non so se l'hai visto, ci sta anche il tonno in certe, tipo quelle bombette, quelle là che sta il tonno dentro con l'acciuga e i capperi. Più o meno quella è la papaccella, solo che è sotto aceto. Sì, papà non fa frittata, papà fa super frittata, fa. Quindi papà è un assassino, come dico io. Che poi papà, Francia ti stavo dicendo, papà c'ha pure il diabete, quindi quando torna a casa dice vabbè un po' di pasta ci vuole, però che fa? Quindi papà non ci fa niente, è proprio tarato. A papà non l'ha fermato né diabete né colesterolo, né fiebre. Meno male che fa un lavoro che digerisce perché lui porta il camion, diciamo dell'immondizia, quindi la notte lui deve mettere i cassonetti vicino al camion e quindi diciamo che è un lavoro abbastanza pesante e quindi digerisce quello che si mangia, diciamo. Quindi deve raccogliere tutti i sacchetti della lungomare di Salerno, li deve buttare nel camion grande, poi deve pigliare i contenitori, sa, metterli vicino al camion e per il camion con la leva butta l'immondizia nel camion. Quindi diciamo che a fatica fa, quindi diciamo che digerisce quello che si mangia. Perché se stava a casa, buonanotte. La verità è proprio l'incognita. La verità faccio come quello stasera, taglio la testa a toro, prendo 2 margherite, una bella margherita, oppure non lo so, oggi ho mangiato pasta con pomodoro e ho fatto l'hamburger con l'insalata, però stasera la verità mi scoccio proprio. Chi sta trovando i pomodori e cose, no? Stasera mi sa, Francesca chiama una pizza, buonanotte. Faccio prima proprio. Tanto la pizza a me non è una cosa che mi piace molto, però una margherita mi piace, non è che così non mi metto bello vicino vicino e buonanotte. E subito facciamo, non sporchiamo né niente. Tanto qua la margherita non è che costa tanto, ragazzi, 3 euro, te la portano fino a casa. Quindi se ti metti a cucinare, ti metti a sporcare, ti metti a fare spendi di più al finale. Poi qua sta vicino alla pizzeria, quindi un quarto d'ora, 20 minuti ti arriva pure. No, a me non mi piace tanto, la verità, a volte però quando non tengo voglia di fare niente, Franci, dopo mi facciamo una pizza, ma... Salute, 5 euro, no, qua una margherita 3 euro. Poi tutte quelle là che vuoi, tipo patate e salsicce e broccoli,
tutte queste diciamo elaborate ragazzi, 4 euro, 4,50 euro, fino a un massimo di 5 euro. Light, proprio minestre, proprio leggere stai. No, io e Francesca minestre no, non stiamo in ospedale. È vero Francesco? Francesco, la minestra a noi no. Sì, ma perciò mangia al finale. No, no, Heidi, noi minestra no. La minestra qua, specialmente a noi del sud, è tipo, già mi immagino col pigiamino in ospedale, no? Sì, sì, grazie, sì, consuma un sacco di energia, quindi al finale digerisce tutto quello che si mangia al finale. Anche se con colesterolo e diabete dovrebbe andare un po' piano. Poi a noi del sud, come ben sapete, piace la pasta, quindi mio padre è pastaiolo, come diciamo qua a sud, quindi piace la pasta. Quindi papà si accontenta anche di un bel piatto di pasta e poi niente secondo. Quindi diciamo che qua a sud teniamo sta tendenza alla pasta, cioè i maccheroni in effetti, pasta con sugo, pasta e fagioli, pasta e patate. Diciamo che per uno del sud la pasta ci deve stare. Quindi diciamo siamo abituati che la pasta ci deve stare a noi, perlomeno papà la pasta la vuole tutti i giorni. Gliel'ho detta Heidi, vuole la minestra, stiamo guardando, stiamo usando Leonardo. No, no, allora guarda, la minestra proprio la mangio nel periodo invernale, tipo ti dico io, dicembre, gennaio, febbraio, quando fa quel freddo, 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 allora ti viene pure la voglia di una minestra, di un minestrone, che ne so, o di un brodino, di queste cose qui, allora ti viene la voglia, fa freddo, dici mi faccio un bel brodo vegetale, un brodo di pollo, una minestra, ma mo capo sto cavolo, non ce la faccio. Ma sai che faccio, Francesco? Faccio papà, scendo un attimo, accatto una mozzarella. Detto pareva, ti sembra una cosa leggera, Francesco, subito tu. Faccio mozzarella e pomodoro sorrentino, dare un bello panino. E chi si è visto, Francesco. Ma avevo proprio un'ottima idea. Un bel panino, mozzarella di bufala e pomodoro sorrentino. Un po' di olio toscano, un po' di sale, origano e buonanotte. Franci, faccio prima, ad la pizza. Ma sì, c'è un po' di crudo, sì, oppure un po' di tonno, guarda. Pure un po' di tonno. Ciao Arianna, buonasera. Quindi diciamo che ci può stare una cosa bella leggera, una bella ciabattina e a Palamasra. Vabbè ragazzi, l'argomento, allora hanno scoperto un pianeta che sta a 110 anni luce, che può essere tranquillamente l'acqua, c'è atmosfera, diciamo, è abitabile secondo questa scoperta. Il problema sono i 110 anni luce che è distante. Quindi per arrivare su questo pianeta ci vogliono 400.000 anni. Quindi stavamo dicendo, no, a che serve questa scoperta se poi nessun uomo, né adesso né in futuro, ci potrà mai arrivare lì. Quindi abbiamo detto sono soldi buttati, spesi male, in effetti 4 anni di ricerca e poi capire che lì non si può andare. Questo era l'argomento. Vabbè ragazzi, pure io vado, come Francesco mi ha fatto venire fame, mo. Vi saluto, ci sentiamo dopo con qualche altro video perché comunque è ancora presto, quindi penso altri 2 o 3 video prima che me vado a letto ci saranno, quindi ci sentiamo dopo ragazzi. Francesco, tu e Alessandro siete a ruinare me, ogni volta che sto mangiando mi metti di cose in capo. Ciao Francesco, ciao Arianna, ciao Heidi, ciao a tutti. Ciao, grazie.